Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Si comincia con una prova per femmine di 2 anni non vincitrici di 500 euro in carriera. Sono in 9 al via dopo il forfait di Fringuella Jet. L'1 Frida GSO, 2 Favilla AMG, 3 finalmente DL, 4 Flower Griff, 6 Fendi Dal, in seconda fila 7 Fracci Griff, 8 Fiona Drey, 9 Florentina SSG, 10 Floiridia Lake. Favorita della corsa è Favilla MG, leggermente preferita a Fracci Griff. L'autostart prende velocità e va per lo stacco. È veloce Favilla MG che prende l'iniziativa su Finalmente DL che si sistema in seconda posizione. Ha sbagliato Flower Griff. Si imbocca la prima piegata con al comando Favilla MG. Si porta in scia Finalmente DL, terza posizione per Frida GSO che precede Fendi Dal, poi in quinta posizione Fracci Griff che precede Florentina SSG, quindi ancora Fiona Drey e poi alla estrema retroguardia Floiridia Lake. 400 metri in 31,5 per la leader Favilla MG, che ha rallentato un po' il ritmo lungo questa curva, si porta sempre in scia Finalmente DL, mentre segue a qualche lunghezza Frida GSO, si muove in corsia esterna ora Fracci Griff. Fracci Griff che raggiunge Fendi Dal e cerca di portarsi anche su Frida GSO, intanto i 600 metri se ne sono andati in 47,7 e gli 800 in 1,3,2. 15,5 la frazione davanti alle tribune. Muove Frida GSO all'esterno per anticipare le mosse di Fracci Griff quando siamo nei pressi del chilometro, che la battistrada passa in 10, Floirida 1,19. Lake squalificato. Sempre all'avanguardia Favilla MG su Finalmente DL, Frida GSO di fuori, sbaglia Fracci Griff. Poi Fendi Dalle, Florentina SSG che prova a recuperare sui primi. Squalificato. La retta di line 15,2 con Favilla che cerca di sbarazzarsi delle rivali. Cala leggermente Frida GSO, rimane seconda Finalmente DL. La retta d'arrivo per Favilla MG che vi entra in chiarissima evidenza. 14,7 per la piegata. Allunga e si distende, vince come vuole Favilla MG. Marco Stefani in salchi, al secondo è Finalmente DL per il terzo posto. Probabilmente Frida GSO tiene a bada l'ottimo finale interno di Fiona Drey, ma le due sono molto vicine, bisogna andare dal giudice. C'è 29,8 a chiudere Favilla MG. Marco Stefani per Fausto Barelli, colore del signor Alessandro De Zotto. Bella vittoria di questa figlia di Maharaja e Scintilla Caff in bello stile. Conferma le attese dopo un debutto con rottura. La qualifica era stata però ottima e la seconda in carriera è molto positiva. Favilla MG e Marco Stefani vincono. Per il secondo nettamente c'è Finalmente DL. Per il terzo andiamo a rivedere perché sono molto vicine. Fiona Drey di dentro e Frida GSO al largo. Forse Fiona Drey è riuscita a battere Frida GSO. La prima impressione era contraria, ma a vedere il replay Fiona Drey ha fatto veramente un bel finale e potrebbe essere finita terza.